Franco Monaco, settimo turno del campionato di eccellenza siciliana per il girone occidentale. In campo Don Carlo Misilmeri e Cani Gattì, entrambe reduci da un pari le due formazioni. 1-1 esterno al Valentino Mazzola di San Cataldo per gli uomini di mister Chiappara. Medesimo risultato maturato al Saraceno di Ravanusa per la compagine di mister Pippo Romano. Ferma a quota 8 punti in classifica, direzione di gara affidata al signor Lipari, relazione di Trapani, Marsalesi, sui assistenti Licari e Figuccia. 4-3-3 per la compagine Racinara con Prisco e difesa ai pali, consolidata linea difensiva con Cammareri, Capitan Maggio rientrante alla squalifica Di Mercurio e Tedesco, in cabina di regia Caronia con Marinali e Federico ai profilati, tridente composto da Iezzi, Caronia e Taormina. Prima occasione di marca locale al settimo di gioco, il tentativo da posizione defilata di Albeggiano che va a testare i riflessi del numero 1 ospite Prisco. Al minuto 10 però si fa in avanti il Catti con l'occasione per Caronia che si insinua al limite dell'area di rigore. Si perde però sul più bello il numero 10 biancorosso, minuto 22, azione in profondità, Caronia si insinua tra le maglie avversarie, recupera questo pallone, viene tirato giù e allora il direttore di gara indica la massima punizione in favore del Cani Gattì. Dal punto di battuta si presenta lo specialista Giovanni Taormina a tu per tu con l'estremo difensore avversario, ma compie un vero e proprio miracolo. De Miere, estremo difensore locale, ancora reti bianche al Franco Monaco di Palermo grazie all'intervento di De Miere. Minuto 32, continua a insistere però la compagine di mister Romano, sempre con Angelo Caronia che stoppa questo pallone, ci prova col mancino, la soluzione è potente ma non precisa. Al 33esimo però si fa notare in avanti anche il Don Carlo Misilmeri con questo a traversa, colpita clamorosamente da D'Agostino. Vicino al gol del vantaggio la compagine locale di mister Chiappara, è stato fortunato in questa occasione Prisco, il pallone infatti carambola prima sulla trasversale e poi sulla linea di porta. Minuto 37, costretto ad abbandonare il campo per infortunio Tedesco, al suo posto in campo Simone Fiore. Si spegne la prima frazione di gioco ancora con un'occasione del Don Carlo Misilmeri con Prisco che vola all'incrocio dei pali a salvare la propria porta. Si spegne così la prima frazione di gioco, risultato ad occhiali al Franco Monaco di Palermo. Nella ripresa subito gettato nella mischia l'ultimo arrivato Gargiulio che prende il posto di Iezzi. Al 50esimo punizione di Maggio insidiosa, si esalta però De Miere, poi non riesce a ribadire da pochi passi un calciatore Racinaro. Minuto 57, occasionissima per il Don Carlo Misilmeri, sbaglia tutto Albeggiano a tu per tu con Prisco. Al minuto 58 ancora cambi, infatti Malluzzo in luogo di Marinali. Minuto 61 però ancora Prisco sugli scudi, infatti il tentativo ravvicinato di Pellegrino, sempre Prisco che si distende alla propria sinistra, super intervento. Si mette ancora una volta il mantello l'ex ACR Messina. Al 65esimo Francesco Maggio si presenta sul punto di battuta di un piazzato, va a sorprendere De Miere per il vantaggio dei Racinari, cambia il parziale al Franco Monaco di Palermo. La firma la seconda stagionale di Francesco Maggio, rientrato dalla squalifica, una rete che potrebbe valere i 3 punti per la compagine del Cani Gattì. Dall'altro lato ultima occasione al minuto 77 da parte del Don Carlo Misilmeri, azione sviluppata sull'auto mancino, palla messa dentro con D'Agostino che prova a girarsi, riesce a salvare tutto la difesa Racinara. Termina così al Franco Monaco di Palermo, triplice fischio del direttore di gara. Cani Gattì si impone su Don Carlo Misilmeri, decide la rete al minuto 65 di Francesco Maggio. Un saluto amici appassionati e alla prossima.